Ciao a tutti, io vi mostro un po' di sbagli delle monete euro. Questo è un centesimo tedesco, sembra come fosse bruciato, vedete? Vediamo da quell'altra parte, e anche un po' così, vedete? Adesso vi mostro un altro centesimo anche tedesco 2018, vedete un po', e anche sembra come fosse bruciato. Questo io non lo so, non vi posso dire niente. Quando voi, vedete un po', quando voi acquistate una moneta, state bene attenzione, non so se sono sbagli della stampa oppure qualcuno l'ha fatto così, questo non lo so dire. Vedete il 5 centesimi tedesco, vedete come è danneggiato, 2002. Vedete anche all'altra facciata, sembra come fosse un po' danneggiato. Questo io non lo so, non do garanzia a nessuno, state buone attenti quando acquistate una moneta, perché non sono tutte fatte dalla stampa originale. Un altro centesimo, lo stesso tedesco, vedete come è danneggiato, non si vede nemmeno la data, che data è, non lo so se l'ha fatto la stampa oppure l'hanno danneggiato. Io posso solo dirvi che l'ho pulito con sitolle, politura, e rimane come lo vedete. Io non devo vendere niente a nessuno, vi posso dire soltanto quello che io vi faccio vedere. 2 centesimi stesso tedesco, vedete la data non si vede. Io di queste monete ne vedo quasi spesso, però non vi so dire niente. Adesso vi mostro 20 centesimi belghe, vedete un po' sulla testa cosa c'è. Questo io penso che l'ha fatto la stampa così, è stato fatto così. Dall'altro lato mi sembra che non c'è niente. Vedete, non c'è niente, è fatto così. Adesso vi presento anche 50 centesimi belghe, vedete c'è come un cuore là, quello penso che è stato fatto anche così, e l'altra facciata mi sembra che è normale. E adesso vi presento un altro 50 centesimi belghe 1999, anche sulla testa vedi c'è un puntino di materiale lo stesso dell'euro. Poi faccio vedere quest'altra facciata, mi sembra proprio che è normale qui. Spero che io vi do un po' di soddisfazione. Adesso vi faccio vedere un altro 50 centesimi 2000 spagnolo, vedete al lato sembra un po' come ci fossero le righe, vedete un po' come fossero puntilli, questo non so dire.
come dico sempre, queste monete sono sempre pulite con sidolle, politura. Questa è un'altra moneta, lo stesso spagnola, 50 centesimi 2001, sembra anche uguale a quell'altra, dall'altra facciata è anche così. Vi presento ancora un'altra moneta, lo stesso 1999, lo stesso spagnolo, è anche così, l'altro lato è anche fatta così. Io non devo vendere niente a nessuno, mi piace giocare, mi piace divertirci, però non ho nessuna garanzia. Adesso vi presento 50 centesimi tedeschi 2002, vedete come fosse fabbricato un po' debole, come fosse un po' debole il materiale. Questa è stata fatta, come vedete c'è la lettera G, questa è stata fatta a Karlsruhe in Germania. Adesso vi presento 2 euro, lo stesso tedesco, di data, non si vede tanto bene. Vedete come è fatto questo qua? Sembra come fosse strisciato, io non lo so se è stato fatto così oppure è stato fabbricato. Ci vogliamo divertire, però state bene attenzione quando acquistate qualche moneta, perché ci sono tanti errori, però ci sono anche errori che le fanno loro. Grazie per questo. Adesso vi presento 2 euro italiano 2002, vedete? Questo anche come fosse tutto danneggiato, guardate un po'. Altra faccia è lo stesso. Vedete, è anche così. Faccio vedere il laterale, anche così, vedete? Sono fatti un po' così. Amici cari, state bene attendere adesso. Vi presento 1 euro 2002 italiano. Sembra, vedete, sembra come fosse di vetro, come fosse il vetro davanti. Questo forse sarà una moneta preziosa, forse c'è anche un valore, però io non lo so. Dall'altra facciata è tutta normale, vedete? Ripeto, ve la faccio vedere di nuovo, vedete come fosse vetro, guardate, come ci fosse un vetro davanti, tutta la moneta, tutta la facciata. Però questo io non lo so, vedete? A me mi piace divertire, mi piace vedere, a guardare, e mi piace anche divertirvi insieme a voi se veramente vi fa piacere. E adesso vi presento 2 euro tedeschi con yacht, questa vedete un po' nero, è fatto a Hamburg, con yacht lo fanno a Hamburg. Altra facciata è uguale, vedete. Adesso ve ne presento un altro, lo stesso, però tutto nero, vedete. Questo è tutto nero, è sempre 2002, sempre a Hamburgo. L'altra facciata è anche tutto così, tutto nero, vedete? È una cosa, può essere una cosa meravigliosa, gustoso, questo non lo so.
E adesso vi presento 2 euro, lo stesso hamburger, lo stesso yacht, vedete, è come fosse tagliato. Questo non lo so se l'hanno tagliato, se l'hanno stampato così, vedete, dall'altra facciata è anche così, vedete. Io non lo so, posso dire solo quello che io so, che questi euro che vi ho mostrato sono veramente puliti con pulitura 6 dollari. Adesso vi presento 1 euro con la lettera A. Con la lettera A, questa è stata fatta a Berlino, in Germania, con la lettera A. Vedete, io non lo so veramente se questo è stato tagliato, se veramente l'hanno fatto così, questo non lo so. Però se voi trovate queste monete potete farle guardare di qualcuno che veramente sa se hanno valore oppure no, però io non lo so. Vi ringrazio per questo e state bene attente quando vedete queste monete che possono essere veramente preziose e possono avere un valore enorme. Grazie, e se veramente mi seguite io posso fare tanti video di queste monete che io ho raccolto tutti gli anni che l'euro è uscito in Europa. Grazie e mi è fatto piacere, spero anche a voi che vi fa piacere. Ci sentiamo, ci vediamo il prossimo video qualche giorno e vi prego anche, se volete, iscrivetevi al mio canale che io vi presento tante sorprese, anche canzoni, anche musica e anche monete. Grazie.